On the other side of the strait called Heracles Columns, there is an island. E naturalmente qui nel ristorante L'Isola del Tesoro siamo con l'amico patron qui Roberto, tra l'altro super tifoso del Cagliari, ma oggi abbiamo messo su un binomio qui con Tony Monti, abbiamo sentito prima l'intervista in diretta con Tony e adesso sentiamo anche te Roberto per questo nuovo progetto con l'abbinamento calcio-ciclismo qui all'interno del tuo ristorante L'Isola del Tesoro. Come abbiamo sentito prima il nostro caro amico Tony, oltre che essere un cliente ci lega un'amicizia fortissima e non per questo facciamo da tantissimi anni a questa parte le vacanze insieme, no? E in Sardegna tra un aperitivo, un bagno al mare nelle nostre spiagge di Chia e Tuerredda ho paventato a Tony questa idea di legare il calcio, il ristorante L'Isola del Tesoro che è abbinato al calcio da tantissimi anni, anche al ciclismo, no? Perché sono casomai i due sport nazionali per antonomasia in Italia, no? E parlando così anche Tony è stato entusiasta di questa mia idea che gli ho paventato ed è per questo che sta nascendo questa idea, questo connubio, il ristorante abbinato tra calcio e ciclismo. Ecco Roby, qui ovviamente qua ci sono tutti i cimeli del Cagliari Calcio, io penso che un museo del genere anche il Cagliari forse se lo sogna e naturalmente noi vogliamo bene alla nostra squadra del cuore, domani tra l'altro lo diciamo saremo a Torino per seguire il Cagliari contro la formazione Granata. Come dicevamo con Tony, tra l'altro ci sarà proprio, non so se dedicheremo questo spazio dove siamo in questo momento proprio all'angolo del ciclismo, ci saranno anche delle bici, le maglie, veramente sarà molto interessante da vedere. Certo, fra poco l'Isola del Tesoro avrà una parete interamente dedicata al mondo del ciclismo con delle maglie storiche dei vari, che ne so, il Moser, Chiappucci, i vari campioni del mondo del ciclismo, e delle biciclette, Gimondi, certo, tantissime cose, Pantani, certo, proprio una parete dedicata proprio al mondo del ciclismo dove i clienti oltre che assaporare le nostre pietanze così possono anche ammirare oltre alle maglie del Cagliari, questi cimeli del Cagliari Calcio, anche dei cimeli del ciclismo che hanno fatto la storia del ciclismo nazionale e internazionale. Ecco, questo sport ovviamente seguiamo noi, io da tantissimi anni come te seguiamo il calcio, però il ciclismo, devo dire la verità, è uno sport popolare, seguitissimo e soprattutto senza forse il più duro, ce lo confermava prima qua proprio Monti che è stato un grande ciclista. Certo, diciamo che il ciclismo è lo sport per antonomasia, lo sport duro, no? Dove se non hai una preparazione adeguata, se non hai la costanza degli allenamenti, se non hai la passione, non si ottengono risultati, certo, è lo stesso nel calcio, uguale, ma penso che in tutti gli sport sia così. Insomma Roberto, tu sei veramente incredibile, prima mentre stavamo pranzando sei arrivato e ci hai fatto vedere delle maglie addirittura di Maradona, è arrivata la maglia di Maradona, io non so quante maglie hai qua dentro? Penso in totale intorno alle 400 maglie. Alle 400 maglie. Come fai a prendere queste maglie? Sono delle maglie storiche che si acquistano alle aste, tramite conoscenti,
Adesso ti racconto un aneddoto, circa 2 settimane fa ho trovato una maglia rarissima dell'83-84, l'ho trovata a Roma, era in casa di un vecchietto di 85 anni, mi ha contattato e mi ha chiesto se di ritirare, se mi interessava questa maglia qua, e ho detto io. Era una maglia dell'83-84 di penso Valentini, perché poi Mauro Valentini, perché ti spiego anche, in quegli anni là non c'erano i numeri col nome, sì, ma come ti ripeto, in quegli anni là non c'erano proprio i numeri abbinati al nome, no? Dunque c'era la numerazione che andava dall'1 all'11 e poi c'erano le varie numerazioni dall'11 al 20, no? Prima fino al 20. Questa è la maglia numero 20, questa maglia qua, la numero 20, ed è particolare, sai perché? Perché in quell'anno là il Cagliari giocò le prime 6 giornate senza lo sponsor, che poi venne OTC e poi dopo FOS, no? Questa è una maglia particolare perché non ha lo sponsor, perché nelle prime 5 giornate di quell'anno il Cagliari giocò senza lo sponsor. Roberto, una curiosità, la maglia di Gigi Riva immagino ce l'hai qua. Prima mi hai fatto vedere quella di Gigi Piras, un altro mitico attaccante, tra l'altro un tuo grande amico, gli facciamo gli auguri perché l'altro giorno era il suo compleanno, ma quella di Gigi Riva, ma che valore può avere quella di Gigi? Allora, più che un valore economico, certo, più che un valore economico è un valore affettivo, sentimentale per noi sardi, è il mito, no? È un sardo acquisito. Lui lombardo, di Leggiuno, così, certo, venuto spesso, adesso non più perché per varie sappiamo, però lui per noi, come ti ripeto, è un mito, è il sardo per antonomasia, che ha portato uno scudetto storico a Cagliari, penso irripetibile, ma la squadra che il presidente Giulini ha messo su in questi anni di presidenza, in questi 5 anni di presidenza, che sta facendo benissimo, ci sta facendo riscoprire l'entusiasmo degli anni 90, quando con mister Mazzone siamo andati in Coppa UEFA, no? Ecco, voglio dare questo aneddoto. Sappiate che Gigi Riva, quando era proprio era al top della sua carriera, veniva contattato quasi in ogni partita da un emissario di Boniperti o di Agnelli per firmare il contratto, e lui ha sempre detto assolutamente no, io voglio stare nella mia Sardegna, e questo veramente a noi sardi fa venire i brividi solo a pensare a questo. Certo, infatti ci sono tantissimi aneddoti dove a ogni fine partita emissari di Boniperti, della famiglia Agnelli, così andavano sempre in cerca di Riva per fargli firmare o il contratto, una prelazione per andare alla Juventus, no? E lui non ha mai tradito la nostra terra, perché lui disse che lui voleva vincere proprio lo scudetto a Cagliari, portare lo scudetto a Cagliari, e questo ha comportato che il Cagliari in quegli anni là, che era una terra di confine, no? Veniva giudicata una terra di confine dove venivano mandati, che ne so, i carabinieri, le forze dell'ordine, dove si comportavano in un certo modo, non erano disciplinati così, dicevano ti porto in Sardegna, no? E anche Riva, quando venne giù a Cagliari per la prima volta, non era entusiasta, lui pensava di rimanere 1 o 2 anni, no? Certo, pensava di essere in Africa, perché lui voleva andare all'Inter, così, no? Mentre la passione che ha riscontrato nei tifosi del Cagliari, l'umiltà che abbiamo noi, così ha fatto sì che lui si legasse alla terra della Sardegna, ed è per questo che ci ha regalato uno scudetto, diciamo, storico, uno scudetto che vale almeno 50 scudetti dalle altre parti. Ecco, qua praticamente sono passati da 43 anni, sempre la squadra del Cagliari è sempre venuta qui quando soprattutto giocavano al nord, a Milano eccetera, anche i presidenti, mi dicevi spessissimo anche il presidente Massimo Cellino, che adesso ovviamente ha in mano il Brescia, ma anche Giulini spesso viene qua sia a pranzo che a cena, no? Spesso e volentieri anche il presidente Giulini l'abbiamo qua all'Isola del Tesoro, ha visto la passione che abbiamo, cosa vuol dire per noi sardi, specialmente immigrati, cosa vuol dire il Cagliari per noi,
E questo è anche per lui un motivo d'orgoglio, la passione che ci mettiamo e tutto, no? E anche lo stesso presidente Cellino, che prima di lui aveva in mano il Cagliari, ha visto cosa vuol dire per noi avere a cuore questa squadra qua. E poi mi dicevi anche ai personaggi importanti, sempre nel mondo del calcio, per esempio la famiglia Berlusconi, la famiglia Moratti sono tuoi clienti, no? Certo. Ma oltre, come dicevi tu, alla famiglia Berlusconi, alla famiglia Moratti, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, attori, calciatori, gli arbitri di Serie A, sono tutti i nostri clienti, no? Questo qua. Parlamentari, ma tantissime personalità, da 43 anni che siamo aperti qua all'Isola del Tesoro, abbiamo visto tantissimi personaggi qua. E poi, come diceva anche il nostro amico, oltre che essere un punto di riferimento per il tifoso del Cagliari, questo è anche un punto di riferimento anche per le altre tifoserie, no? Dall'Inter, il Milan, il Napoli, i dirigenti di queste squadre qua, che della Juve, che ci accompagnano in questo percorso ormai lungo da 43 anni. Insomma, quale binomio migliore calcio-ciclismo, così come abbiamo detto prima con Tony Monti? Questo sarà l'angolo, lo ribadiamo, dedicato proprio al ciclismo, una sorta di museo anche del ciclismo, e questo davvero è molto importante. Certo, infatti sono molto contento di celebrare in questo momento il nostro matrimonio con il signor Tony Monti, che è qui al mio fianco, che vorrei qua vicino a me. Ecco, io ho un'idea. Prendi il microfono tu. No, io più che il microfono vorrei prendere questo, chiederei all'amico Roberto di alzarsi. Vai di qua. Lo facciamo tutto in diretta. Scusatemi, ma io sono fatto così, io adoro l'improvvisazione. Esatto, bene così. Allora Roberto, vieni qua. Ecco qua. Ragazzi, Ecco, vorrei precisare una cosa. Adesso il mio amico Tony ha preso questo quadro dove c'è scritto missione compiuta. Allora, questa sciarpa qua è stata fatta poiché il Cagliari dalla Serie B tornò di nuovo in Serie A dopo un anno, no? Ecco, e il Tony ha portato in mano questo quadro qua, e adesso vi spiegherà perché. Allora, bisogna vivere le emozioni. Noi oggi stiamo vivendo un'emozione particolare, due amici che si stanno unendo su un progetto veramente speciale. Missione compiuta cosa significa? Che oggi la nostra missione, che è nata in riva a una spiaggia della meravigliosa Sardegna, sta prendendo veramente vita. E come diceva il mio grande papà, le cose per farle crescere bene bisogna seminarle e bisogna mettere un mattone alla volta. Oggi noi qui all'Isola del Tesoro, io con il mio grande amico e fratello Roberto Tola, abbiamo messo il primo mattone, e questa missione secondo me da parte mia è veramente compiuta. Io voglio dare la mano ufficialmente al grande amico Roberto e dire a tutti gli amanti dello sport di venire qui all'Isola del Tesoro ad ammirare quello che Roberto ha iniziato e quello che con il mio aiuto da adesso in poi porteremo avanti. Grazie a voi. Questo è il museo del Cagliari e del ciclismo. Certo. grazie di cuore davvero, perché state facendo una grandissima cosa. Grazie a voi. Grazie a voi a tutti. Viva lo sport. Viva lo sport, ciao. Grazie.